nomi, cognomi tipici, ce ne sono 3 a Salzano, che sono esclusivamente di Salzano. Uno è Spolador, che è il mio, uno è della signora Muffato, che avevamo qui vicino, e l'altro è Bolgan. Così Franco Spolador alla prima serata della terza edizione della rassegna Sotto le stelle a parlar di Veneto, dal titolo Nomi, cognomi e sopranomi, venerdì 1 luglio nella corte della Filanda di Salzano. Ad accompagnarlo alla fisarmonica il maestro Omar Francescato. Molte le curiosità sull'origine dei nomi, grazie ad una ricerca puntuale che diventa racconto storico. Attraverso queste piccole curiosità del nostro passato, portiamo alla luce delle persone che ovviamente non risultano dai libri di storia, non ci sono mai, perché nei libri di storia che c'è i vincitori, che c'è Giulio Cesare, Carlo Magno, che c'è Alessandro Magno o chi per essi. Mentre il Beppi e i Toni e i Marie, come che diciamo i gas ha poche tracce. Noi vogliamo riportare queste persone davanti ai nostri occhi. A volte, specie il paese era chiuso e quindi il masiero che sposava una masiero era molto probabile, facile, e allora bisognava inventare qualcosa che identificasse un pochino come facevano i romani con Scipione, l'emiliano, Scipione, l'africano. Era la stessa idea era questa, quindi avevamo i masiero per esempio che erano i pasin. Ma siccome Pasin non bastava altro, era diventata anche i pasinoni o i pasinetti. Una proposta culturale del Proloco che non vuol dire solo proposte di feste, ma recupero e conoscenza storica. Noi delle Proloco magari siamo qualche volta etichettati come quelli del Magna e Bevi. Ecco, sfattiamo questo perché le nostre Proloco, le Proloco del Decumano, vogliono portare anche cultura, serate culturali, e questo è un bel momento, anche la cultura popolare, le cose, quelle terra a terra, quelle proprio come vogliamo fare in questa serata con questi nomi, cognomi e sopranomi. Quindi non solo sagre, ma iniziative che mettono in moto anche l'economia locale. Non sono ed esclusivamente eventi legati alle sagre, anzi queste sono serate e giornate importanti perché mettono in moto anche l'economia locale. In queste occasioni c'è la possibilità anche di far conoscere imprese, bellezze e qualità locali. Quindi è importante questo, è una missione che le Proloco in coprogettazione devono fare. Grazie Salzano, grazie Omar Francescato.